Eccoci, buongiorno, e dunque il nostro focus oggi continua nel ricordo di Papa Francesco. Oggi vogliamo raccontarvi del suo incontro con tanti testimoni siciliani, incontro su un'onda che è stata sempre più importante e significativa, soprattutto per la sua vicinanza agli ultimi, ma non solo, anche ai gesti concreti che ne sono seguiti. Da chi ha voluto anche testimoniare la sua missione, soprattutto anche con riferimento alla Sicilia. Do il benvenuto a Monsignor Antonino Legname, ben trovato, buongiorno, grazie vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico. Con lei racconteremo tante cose di Papa Francesco, so che l'ha chiamata persino 2 volte al telefono, quindi insomma un rapporto diretto e un rapporto anche se non era proprio di vicinanza fisica, ma molto vicinanza spirituale, perché lei anche in tutti questi anni ha seguito quello che è stato anche il suo pensiero, il suo dicastero, il magistero di Francesco. E ringrazio anche Don Fortunato Di Noto dell'Associazione Meter, anche lui, lo dicevamo prima, testimoni siciliani di questa vicinanza, ma anche di questo impegno che Papa Francesco ha sempre voluto nella sua Chiesa, una Chiesa in uscita, come diceva lui, no? Una Chiesa vicino alle persone, e questo in questi giorni si sta ripetendo sempre di più, si sta raccontando sempre di più. Monsignor Legname, io le dico semplicemente questo, le chiedo come una curiosità, insomma, penso che posso condividere con tanti, l'emozione che si prova a sentire, e tra l'altro era nel 2015, se non vado errato, la prima volta, 2014 addirittura, sì. Il traghettatore di Dio, e questo è il suo libro, insomma anche abbastanza corposo, devo dire. Sì. Ecco, quando lei si sente chiamare da Papa Francesco, sicuramente avrà avuto anche qualche momento di perplessità. È stata una grande emozione, ricordo di domenica alle 11:05 ero a casa, mentre salivo le scale arriva una chiamata sul cellulare con numero anonimo. Non volevo rispondere, a dire il vero, perché pensavo sarà la solita pubblicità. Poi mi sono deciso, dico forse di domenica non ci sono questi call center, e quindi ho risposto, ho sentito questa voce, sono Papa Francesco. Io lì per lì sono rimasto, ho detto cosa? Sì, dice, sono Papa Francesco e desidero ringraziarla per il libro che ho ricevuto. Ho visto che ha sviluppato molto il mio pensiero, ecco, di questo anno. Desidero ringraziarla non tanto perché ha scritto su di me, ma perché ha scritto sulla Chiesa dal basso, a partire dal popolo. E quindi poi c'è stata una conversazione piacevole, l'emozione è stata grande. Io in quel momento non sapevo se mi dovevo inginocchiare o cosa dovevo fare, quindi è stato un momento di grande emozione, e quindi ho ringraziato il Papa per questa chiamata. E poi dopo qualche giorno mi è arrivata proprio una nota scritta di suo pugno dove mi diceva, ecco, adesso per iscritto... Forse ce l'abbiamo, sì, questa, sì. Quindi... Adesso dice, per iscritto desidero ringraziarla per il libro. Incredibile, sto vedendo che proprio ha usato un biglietto di Pasqua, Christus Resurrexit. Lui mi ha scritto a luglio, però il foglio, questo qua è di Pasqua, dove di nuovo ovviamente mi ringraziava, mi dava dei suggerimenti in riferimento alla teologia del popolo, che lui tiene a sottolineare non ha niente a che vedere con la teologia della liberazione. Mi cita qualche autore e poi conclude dicendomi, ecco, ti auguro un buon lavoro tra la gente e che tu sia capace di conoscere non solo il nome dei tuoi parrocchiani, puntini puntini, ma anche il nome dei loro cani. Ah, addirittura. Ecco, per dire anche l'aspetto umoristico, nel senso che lui aveva letto nel libro che c'è un episodio di un parroco che va da lui e gli confida, Santità, io
conosco non solo il nome dei miei parrocchiani, ma anche il nome dei loro cani. Il Papa dice, pensava che io gli dicessi che memoria, invece no, che zelo pastorale. E quindi lui ecco, mi riporta questo episodio. Io in parrocchia, è una parrocchia qui vicino, quando arrivavano i parrocchiani passavano di là con qualche cane, allora dicevo come si chiama? In ricordo di quello che era stato il suo colloquio, comunque questo per dire che il Papa non ce l'ha con gli animali, anzi in tante occasioni ha mostrato molta sensibilità in tal senso. Anche in questo senso, perché anche in Vaticano spesso si vedevano anche nelle udienze che lui concedeva, insomma, che anche gli animali facevano. Quindi è stato un grande dono. È un grande dono che poi parleremo anche della seconda volta. Io volevo sentire invece Don Di Noto, Fortunato Di Noto, che anche lui è stato più volte, ha avuto anche questa grazia, no? di poterlo incontrare e poter condividere tanto. Beh sì, certo, ricordo ancora vivamente il primo telegramma che da parte sua a firma di Parolin mi arrivò nel 2013, quindi stiamo parlando marzo 2013, la sua elezione al soglio pontificio. Nel dicembre del 2013 mi arriva questo primo telegramma e fu quel telegramma l'apertura di diversi incontri, di tanti incontri personali, anche in un'udienza generale, un'udienza molto privata che abbiamo avuto a Sala Clementina con l'associazione Meter, e poi ogni anno per la giornata bambini vittime che noi concludevamo a San Pietro, ci rivolgeva non solo un semplice messaggio, un saluto, ma ci incoraggiava, ci sosteneva, ci caldeggiava, soprattutto per la questione della tutela dei minori, per la difesa dell'infanzia. Lui ha avuto sempre una particolare attenzione, pur consapevole, diceva Papa Francesco, che bisogna fare ancora molto di più, non soltanto per la Chiesa e nella Chiesa, ma anche nella società. Per me è stato veramente un dono troppo grande, perché è stato anche la presenza di Papa Francesco nella mia vita personale e sacerdotale, ma anche e comunque nella vita dell'associazione Meter a tutela dell'infanzia, proprio l'opportunità, l'occasione di fare sempre bene il sacerdote e soprattutto avere un punto di riferimento in quella a volte parte di Chiesa che considerava la nostra azione come una cosa secondaria, marginale, come se fosse stata una cosa non pastorale, anzi al contrario. Lui nel suo discorso che ci fece a Sala Clementina, quelle 2 pagine e mezzo sono lo spartiacque, un riconoscere profondamente la vita dell'associazione nella Chiesa, per la Chiesa, a servizio dei prediletti del Signore. Vi devo dire anche che la settimana scorsa avevo mandato un'ulteriore lettera che a lui ha ricevuto per la giornata bambini vittime, che noi comunque concluderemo tra il 3 e il 4 maggio prossimo venturo a Piazza San Pietro. Certo non ci sarà lui, si attenderà tra non molto, speriamo, il nuovo Santo Padre, il nuovo Papa, però noi andremo a concludere anche in sua memoria la giornata bambini vittime, che è stata sempre un appuntamento fondamentale ormai da 29 anni, quindi è da 29 anni che facciamo questo atto generoso nei confronti dei bambini e degli adolescenti, per difenderli dagli obbrobri che ancora questa umanità continua a fare, per la violenza, l'indifferenza, il maltrattamento, il sopruso, lo sfruttamento, contro la pedofilia, la pedopornografia. Ecco, per noi è stato veramente un grande dono, un dono che fa parte della vita ormai personale, ma anche associativa, e anche per la mia parrocchia del Carmine di Avola. Cioè, in fondo lui ci ha sempre accompagnato anche nelle lettere che ci mandava quando i bambini noi scrivevamo, perché lo ricordavano nella preghiera, e lui con una attenzione incredibile, cioè con un'attenzione, dicevo,
la prossima settimana ci aspettava, lui stesso ha manifestato che ci voleva nuovamente incontrare, salutare, accompagnare, sostenere. Una figura che non è né rivoluzionario né tantomeno progressista, ma come ho dichiarato in questi giorni, dato che mi hanno chiesto, Papa Francesco è l'uomo pastore evangelico del Vangelo, ha incarnato il Vangelo nella totalità, ha cercato almeno per quanto è stato possibile, con tutti i limiti e le difficoltà. Assolutamente, ma infatti lui spesso diceva, si sentiva un pastore, no? Tutta la sua anche, come dire, i suoi... La sua presenza in questa anche nostra società così complessa e così anche difficile. Ritorniamo alla seconda chiamata, Salviamo la famiglia, Sinodo della famiglia. Lei scrive questo libro. Sinodo sulla famiglia. Sì. Scrivo questo libro, Salviamo la famiglia, tesoro e patrimonio dell'umanità. C'è tutta anche una aneddotica, eccetera. Io da sempre mi sono occupato un po' dei problemi della famiglia, anche per il servizio svolto nel tribunale ecclesiastico, certo, nei corsi di preparazione al matrimonio, quindi questa particolare sensibilità per le problematiche familiari. E allora ho scritto questo libro e il Papa nel giugno del 2015, quindi un anno dopo la prima chiamata, mi chiama e mi ringrazia ancora per questo contributo che stavo dando per il Sinodo sulla famiglia. Ecco, quello che mi preme dire è che io seguo i social. Anche lui. Sì, in questo periodo a volte mi addolora il fatto che il messaggio, il magistero di Papa Francesco venga condensato e a volte banalizzato attraverso slogan che effettivamente travisano il suo pensiero, il suo messaggio, che è un patrimonio che scopriremo man mano. Ancora è presto per poter fare dei bilanci del suo magistero, ma ci ha lasciato veramente tanto. Io prima di venire qui ho contato nella mia piccola biblioteca 80 libri in italiano scritti su di lui e ovviamente non ce li ho tutti. Certo. Quindi significa che c'è una larga, abbondante letteratura, abbiamo molto da attingere, quindi non banalizziamo il messaggio del Papa con certi slogan che a volte certi testi fuori dal contesto diventano per alcuni un pretesto poi per criticare, quindi invece cerchiamo di andare a fondo e di valorizzare tutti questi segni, tutti questi gesti che il Papa ci ha voluto trasmettere. Infatti, 4 encicliche ci ha lasciato, la prima nel 2013, Lumen Fidei, scritta con Papa Ratzinger, e poi la Laudato Si, Fratelli Tutti nel 2020 e Delixit Nos. Sì. Voglio dire, lei che ha attentamente anche accompagnato uno studio quasi, no, di tutto quello che è stato questo magistero papale, c'è qualcosa che in particolare di tutte queste 4 encicliche, per lei dice per non banalizzare, perché in realtà... C'è un filo conduttore, sullo sfondo del Vangelo e del Concilio Vaticano II, non dimentichiamolo che il Papa faceva continuo riferimento al Concilio Vaticano II, il suo è stato un umanesimo cristiano che io posso definire integrale. E quindi anche la Laudato Si parla di ecologia integrale, valorizzare il creato, che in fondo il creato non è altro che un libro aperto che ci porta a conoscere anche Dio, ad avvicinarci a Dio, no? È la Bibbia laica, il creato. Quindi un umanesimo integrale, un umanesimo solidale e quindi il servizio agli ultimi. Non dimentichiamo che lui nel 2007 è stato colui che ha redatto il documento finale di Aparecida, no? Di questa conferenza latinoamericana, dove al centro viene messa diciamo, l'opzione preferenziale per i poveri e quindi l'amore per
per la giustizia, l'amore per la pace e quindi per la solidarietà. Per cui da subito ha cominciato a parlare di Chiesa povera per i poveri, senza voler ideologizzare la povertà, ma andando incontro a tutte le fragilità umane, ed è stato poi l'invito che ha rivolto subito ai pastori, ai sacerdoti: uscite, ecco, la Chiesa in uscita, non vi preoccupate a volte di sporcarvi, no? Ecco, importante non è cadere, ma alla fine bisogna sapersi rialzare. E poi un umanesimo anche gioioso. Lui diceva spesso, e lo metteva anche in pratica, non vi deve mancare l'umorismo, perché un cristiano triste è veramente un tristo cristiano. E qualche volta diceva, si vedono dei preti che sono sempre tristi, musoni, eccetera. Mi viene da dire, ma la mattina a colazione prendete il latte e caffè oppure l'aceto, no? Quindi amava con queste battute anche in qualche modo. Infatti semplificava molto, ma in realtà la complessità di Papa Francesco è tutta anche da approfondire, e sarà materia non solo appunto per i religiosi, ma anche Evangelum per i laici. Gaudium, la gioia del Vangelo, quindi è una caratteristica del cristiano, la gioia. E già, ecco, questo, anche lui si faceva portavoce anche di questa istanza. Ci fermiamo, una brevissima pausa, torniamo subito dopo. Eccoci, torniamo in studio, ovviamente memoria di Papa Francesco, la facciamo anche noi e vi stiamo raccontando anche questi testimoni siciliani che hanno avuto contatti con lui. Do il benvenuto a Riccardo Rossi della missione Speranza e Carità di Palermo, dedicata e voluta da Biagio Conte. Allora, nel 2018 c'è questo incontro che racconta un po' già quello che voleva essere Papa Francesco, vero? Insomma, ci dica un po'. Allora, Papa Francesco è una persona molto umile. Già prima di venire tramite il Vaticano ci hanno chiesto un pranzo molto semplice, nella semplicità più totale. Noi volevamo fare anche qualcosa di più particolare, invece hanno detto no, bisogna fare una cosa, come dire, molto semplice. Poi quando lui è venuto è stata una grande gioia, perché c'è stato questo impatto bellissimo con Fratello Biagio, è stato questo abbraccio che poi è diventato un'icona poi proprio della vicinanza tra il Papa e i missionari, abbraccio proprio fondante. E poi quando è venuto in sala, insomma, questa sala gremita di persone, dovete immaginare questa sala dove mangiano tanti accolti, tanti poveri, era piena di persone, sia dovremmo avere anche una foto a proposito di questo, così la facciamo anche vedere. E infatti dico, com'è stato questo incontro? Cioè il Papa che incontra appunto le persone che vengono alla missione? Ma è stato un incontro da parte del Papa di grande ascolto, perché il Papa non ha in pubblico, vedete in questa bellissima sala, proferito parola, ma ha ascoltato tutti, tanto che è diventata talmente grande questa empatia col Papa, che era uno di noi, sembrava un accolto, non sembrava un padre, sembrava un nonno, e accoglieva tutti quanti noi. Quindi significa che lui era alla tavolata con cittadini di tutto il mondo, c'erano anche musulmani, disabili, e quindi intere fratelli, e lui parlava con tutti, ascoltava tutti e poi diceva qualche parola, perché non è che non abbia proprio parlato, però non ha fatto nessun discorso pubblico, nonostante fossimo in tanti. Fate conto, in questa sala eravamo sicuramente più di 100, più vicini ai 200, e poi in tutta la missione più di 1000 persone. Quindi in realtà lui ha fatto questa cosa nella massima semplicità, cioè significa che ha accolto, e tanto che tutte queste persone che erano lì sono sentite invitate ad andare, facendo impazzire un po' il reparto di sorveglianza, perché tutti si avvicinavano. E il Papa li ha abbracciati tutti, li ha accolti. Ad esempio mi viene in mente anche una bambina che ha portato una rosa, e poi il Papa successivamente questa rosa l'è andata a portare nella casa di preghiera per tutti i popoli, che è proprio accanto alla sala della mensa, davanti alla Madonna. Quindi c'è stata tutta questa grande simbiosi con Papa Francesco. Senta, lei è stato testimone anche dell'abbraccio tra il Papa e Biagio Conte, anche lì che cosa è rimasto? Poi ne avete sicuramente discusso anche dopo, avete parlato, no, di questa visita così importante, ma anche semplice, voglio dire. Allora, Fratello Biagio era nella gioia più completa.
sia prima ha rivoluzionato una missione facendo tante cose, tra cui un bellissimo giardino accanto alla mensa, che prima non c'era una parte soltanto, come dire, cementificata, è stato trasformato in giardino, e tutti quanti hanno un po' collaborato, perché Fratello Biagio era dire coinvolgente e dire poco. Lui ha coinvolto un po' tutti i fratelli della missione nel fare questo bellissimo giardino, che ancora adesso abbiamo perché c'è rimasto, quindi un altro bel segno. E poi lui subito dopo, quando abbiamo avuto l'incontro col Papa, era veramente contentissimo, perché è stato per tanto tempo. Diciamo che lui addirittura è tornato apposta per Papa Francesco, perché lui in quel periodo era in cammino per l'Europa per dare questo messaggio di pace, di fratellanza, insomma, con questa, per dare speranza, ed è tornato apposta un mese prima, quando abbiamo saputo appunto che il Papa veniva, proprio per vivere questo momento, lui che già tra l'altro aveva incontrato il Papa lì in Vaticano un po' di tempo prima, quindi c'era stato questo, potremmo dire anche questo scambio, no? Certo, scambio assolutamente. Anche noi tra l'altro avevamo... Prego. No, voi avevate? No, dico, noi avevamo anche provato a varare, dopo il bellissimo digiuno di Fratello Biagio, un discorso col Vaticano, proprio con il Papa, e quindi sostanzialmente la risposta del Papa è stata anche quella di successivamente venire qui, perché in realtà vi ricordate che c'è stato questo grandissimo e bel digiuno di Fratello Biagio che ha colpito un po' tutti alle poste centrali, chiedendo accoglienza. So che anche lei ha partecipato a questo digiuno, era con lui insieme. Io sono stato con lui ai suoi piedi, ho fatto anche il tramite col capo Stato, che ha fatto arrivare una bellissima che abbiamo poi mandato insomma anche in stampa, perché mancava un po' anche questo rapporto, non che mancasse il rapporto col Papa, quello non è mai mancato, però proprio avere questo continuo di quel digiuno. Quel digiuno era stata una bella iniziativa di Fratello Biagio che chiedeva l'accoglienza per i poveri, e quindi ci fu questa lettera che è partita dalla missione, e poi abbiamo avuto dal contatto, io all'epoca mi occupavo dei rapporti col Vaticano, dice: guarda, il Papa non ha risposto alla vostra lettera, e io dissi no, veramente no. Allora verrà a Palermo. E quindi proprio migliore risposta non poteva essere. Don Di Noto, chiedo a lei, perché resta pochissimo veramente prima di chiudere, però questa anche il Papa che accoglie tutti, accoglie molte, anche la comunità per esempio islamica siciliana, no? ha reso omaggio, insomma un Papa che è aperto ai piccoli, ai grandi, che comunque è un Papa che anche ha avuto una sua, una sua personalità, le sue idee, cioè non è mai venuto meno, che le ha espresse, quindi anche un coraggio. Insomma, è stato veramente tante cose, però questa apertura al mondo in tutti i sensi è veramente una cosa che l'ha caratterizzato. Beh, la storia di ogni Papa è una storia che si racconterà, che si racconta, basta pensare ai predecessori. Ogni Papa ha la sua bellezza, la sua grandezza, la sua fragilità, e lui lo ha mostrato anche di non avere paura delle proprie fragilità, a volte delle proprie errori, possono accadere. Si è smontato il concetto di una non possibile fragilità che si manifesta anche nelle parole dette, nelle parole corrette, nelle parole suggerite. Certo, ha favorito tanto Santo Padre, Papa Francesco, per tante cose, cioè ovviamente qui possiamo fare un elenco infinito, al di là che noi ce lo ricordiamo perché è stato l'uomo dell'incontro, l'uomo della relazione, l'uomo dell'accoglienza. Noi dobbiamo, secondo il mio modesto parere, ricordarci che lui è stato l'uomo che ha incarnato Gesù Cristo. Comportatevi come Cristo si comporterebbe. Ci ha lasciato un'eredità grandiosa, quello di amarci gli uni gli altri, e i cristiani aperti al mondo, per il mondo, non devono dimenticare che devono evangelizzare sempre e comunque. Tenete conto che un passaggio rivolto ai vescovi, ai sacerdoti, diceva che bisogna evangelizzare prima i vescovi
e poi i sacerdoti. Ci sono richiami forti, non pensate che abbia detto cose così leggere, quasi quasi mielate. No, ci sono dei passaggi, delle richieste di una conversione profonda, personale, che cambia il mondo. Immaginate quanto affrontato sugli abusi, che non dobbiamo assolutamente ora pensare che dobbiamo dimenticarli, è una vergogna, è stata una vergogna, certo. E che dobbiamo ancora aiutare tante vittime, che attendono giustizia, attendono che una Chiesa diventi sempre madre, che li accolga, che li sostenga, ma non soltanto quello, ovviamente per i poveri, ma tenete conto che domani, dopodomani al funerale ci saranno coloro che fanno le guerre, cioè dovrebbero avere il coraggio, almeno umano, di dire: ma cosa stiamo combinando? Papa Francesco, chi fa la guerra sarà al funerale di un Papa che ha proclamato sempre la pace, l'ha chiesto con le lacrime, anche all'Immacolata, in una funzione dell'Immacolata a Roma si è messa a piangere come un bambino dal dolore che si sta provocando in tutte queste situazioni. Dobbiamo saper uscire anche da una forma che deve essere autentica per noi cristiani e per tutti gli uomini di buona volontà, perché è un mondo che ha pezzi, è un mondo che deve essere ricostruito. Infatti, Guerra a pezzi, le ultime sue dichiarazioni parlavano di questo mondo a pezzi, e quindi chiedo a lei, Monsignor invece Legname, questo nuovo Papa, questo nuovo pastore, no? Che ci guiderà e che comunque guiderà la Chiesa cattolica. Sono convinto che indietro non si torna, anche perché lo Spirito Santo, quando soffia in avanti, porta la barca di Pietro in avanti, quindi ci sarà una continuità nella novità, e la novità è ovviamente il carattere del nuovo Papa, la sua formazione, la sua sensibilità, eccetera. Quindi Papa Francesco ha tracciato una rotta, così come lui ha continuato sulla scia dei suoi predecessori. Penso che, anzi sono sicuro che il prossimo Papa continuerà questo lavoro. Ovviamente questa semplicità che lui ci ha lasciato anche nel linguaggio, un linguaggio immediato, semplice, discorsivo, fatto di aneddoti, di racconti, è coinvolgente, e lui ci teneva a questo, perché il Papa deve saper parlare a tutti. Sapeva parlare ai bambini, agli anziani, alle persone semplici, quindi si faceva tutto a tutti, e questo veramente lascia un grande segno in tutti. Infatti, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio chi ci ha seguito e alla prossima. Grazie.